splende, il coraggio di quando hai detto sì, insegna a questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore, la speranza nel figlio tuo Gesù, ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. Nella tua casa il Verbo si rivelò, nel segreto del cuore, il respiro del Figlio Emanuele, segna a queste mani la fedeltà, a costruire la pace, una casa comune insieme a te, ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. Donna dei nostri giorni, sostienici, guida il nostro cammino, con la forza di quando hai detto sì, segnaci ad accogliere Gesù. Noi saremo dimora, la più bella poesia dell'anima, ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno, è bellissimo regalare al mondo la speranza, ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te Maria, Madre di Gesù, Madre dell'umanità. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A causa del tempo incerto, stasera la nostra preghiera si diffonde a tutti voi dalla Chiesa parrocchiale di Trevignano, spiritualmente uniti alla casa di riposo Villa Pasinetti di Trevignano, dove risiedono 50 anziani seguiti da un gruppo di 16 persone, tra direzione e assistenza. La casa di riposo dalla quale avremmo dovuto trasmettere richiama la fragilità, che è la condizione particolare di molte persone per motivi diversi, ma che è anche la condizione esistenziale di ciascuno di noi. Siamo tutti fragili, questa è la verità. Se ancora potevamo dubitare, il virus chiamato Covid-19 ha sciolto ogni riserva. Pregheremo per quei fragili che sono i bambini e gli anziani, per i fragili a causa della malattia, per i tanti uomini e donne del mondo, la cui esistenza è resa fragile dalla cattiveria degli altri e dall'ingiustizia, per chi è fragile a motivo di molteplici sofferenze. Infine, pregheremo per tutti noi, perché possiamo accogliere la fragilità non come un limite, ma come il luogo in cui si manifesta la presenza e la potenza di Dio. Affidandoci a Maria con il Santo Rosario, contempleremo il suo Figlio Gesù che entra nella debolezza umana,
per accogliere, guarire, recuperare, salvare. E a partire dalle pagine del Vangelo e degli scritti paolini mediteremo sull'agire compassionevole e misericordioso del Signore, sostando su quelli che abbiamo voluto chiamare i misteri della fragilità. Interceda per noi la Vergine di Fatima, di cui proprio oggi, 13 maggio, si ricorda la prima apparizione. Nel primo mistero della fragilità contempliamo Gesù che accoglie i bambini. Dal Vangelo secondo Marco. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Preghiamo per le persone fragili a causa dell'età. L'alba e il tramonto della vita sono stagioni certamente diverse, ma entrambe da proteggere. La minaccia inizia già dal concepimento, con più di 56 milioni di aborti che annualmente avvengono in tutto il mondo. Signore Dio, ti affidiamo tutti i bambini perché siano sempre accolti, amati e seriamente educati. Ti affidiamo gli adolescenti perché vengano ascoltati con il cuore e accompagnati con passione ed attenzione. Le coppie in crisi affrontino con ogni sforzo le fatiche della relazione e facciano di tutto per non rompere il tesoro immenso dell'armonia familiare. Ti affidiamo i nostri anziani, la generazione che tanto ha fatto e tanto ha dato a tutti noi. Siano oggetto di rispetto e tenerezza e non di interesse economico. Si sentano ancora utili e degni della vita e non di peso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Nel secondo mistero della fragilità contempliamo Gesù che guarisce i malati. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i discepoli, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano.
La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Preghiamo per le persone fragili a causa della malattia. Il progresso continuo della scienza e della medicina è una vera meraviglia dell'intelligenza umana. Allo stesso tempo è molto lontano dal conoscere e dal combattere le tante malattie che ancora colpiscono l'uomo, di cui spesso la causa è l'uomo stesso. Signore Dio, ti affidiamo tutti i malati, quelli che abbiamo in famiglia, quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere e assistenziali, quelli in attesa di una diagnosi o di una terapia, quelli che nei paesi più poveri non possono essere curati, quelli che in questi giorni lottano contro il coronavirus. A tutti dona quella guarigione dell'anima, quella forza, quella speranza che vengono da te e dalla tua presenza sanante. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della fragilità contempliamo Gesù che salva l'adultera. Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase Gesù solo con la donna là in mezzo. Alzatosi allora, Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed d'ora in poi non peccare più.
Preghiamo per le persone fragili a causa degli altri. Nati per amare, ci ritroviamo tutti con qualche pietra in mano. La vera battaglia della vita è quella contro noi stessi, per respingere un male insidioso e affascinante che sempre cerca di rubare il bene dal nostro cuore. È una battaglia che in troppi perdono, creando squilibri e sofferenze planetarie. Signore Dio, ti affidiamo le vite fragili di coloro che vivono in territori di guerra e di povertà, di coloro che subiscono ingiustizie, persecuzioni, violenze fisiche e psicologiche, di coloro che sono stati feriti dal poco amore ricevuto, da una cattiva educazione, dalle fratture familiari, da inganni o tradimenti. Tu, il Signore della vita, soccorri e salva la vita dei tuoi figli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della fragilità contempliamo Gesù che recupera Zaccheo. Dal Vangelo secondo Luca. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Preghiamo per le persone fragili per cause diverse. La fragilità è anche frutto di storie di vita originali, di fatti segnanti, di personalità complesse, di sogni infranti e di progetti mancati, di relazioni poco o per nulla significative. Signore Dio, ti affidiamo le persone fragili a causa di lutti o di ferite affettive e relazionali, a causa della solitudine e della marginalità, a causa di insicurezze, di disistima, di non accettazione di sé, a causa della mancanza di senso e di realizzazione, a causa del peso dei propri peccati. Tu che sei venuto nel mondo per recuperare ogni vita, per riconsegnare dignità e valore ad ogni persona, alza lo sguardo su tutti i più fragili e fermati per sempre con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo cuore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Nel quinto mistero della fragilità contempliamo la potenza di Gesù in noi. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati. Siamo sconvolti, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Colpiti, ma non uccisi. Portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù,
perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. Preghiamo per noi che siamo tutti fragili. La fragilità non è un nostro limite, è la nostra identità. Noi non abbiamo delle fragilità, noi siamo fragili. L'immagine usata da San Paolo è un'efficace riflessione sulla vita umana, permanentemente sospesa tra la forza e la debolezza. Siamo un tesoro, ma siamo di Creta. Una delle cose più difficili nella vita è riconoscere questa nostra vulnerabilità. Vorremmo nasconderla, ma si vede. Vorremmo superarla, ma vince sempre lei. Proprio perché vulnerabili, deboli, fragili, abbiamo bisogno di essere resi forti e inattaccabili dalla potenza di Dio. L'Apostolo ne è convinto. Lasciandosi raggiungere dalla persona di Gesù Cristo, non ci si scoraggia e non si soccombe di fronte a nulla. Signore Dio, ti affidiamo le nostre vite, perché sappiamo riconoscerci bisognosi di te e possiamo finalmente fissare lo sguardo sulle cose grandi, quelle invisibili, quelle eterne. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dopo questo esilio, il frutto del tuo seno, Gesù. Salve Regina, Madre di misericordia, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina. Buona serata a tutti, siamo nel finale del nostro rosario. Un saluto da parte mia, da parte di Don Paolo, da parte delle cooperatrici Susanna ed Elena, da parte di questa comunità cristiana di Trevignano. Salutiamo i nostri parrocchiani evidentemente della collaborazione, quindi oltre ai fedeli di Trevignano anche a quelli di Falzè, Busano e Signoressa. Come mercoledì scorso porgiamo il saluto anche a tanti altri amici che sono collegati in questo momento e che stanno condividendo la preghiera, e anche a coloro che seguono Veneto Globe. Speriamo proprio che questa preghiera rassereni il vostro animo. Credo che tutti abbiamo bisogno di trovare dentro il nostro cuore degli spazi di serenità, di pace, e la preghiera ha una grande potenza, fa proprio così. Speriamo che anche arrivando con questi appuntamenti tutti insieme sia possibile, ma cercate a casa tutti i giorni, lì dove potete farlo, quella pace che la preghiera dona. Questa sera abbiamo pregato meditando sulla fragilità. Lo abbiamo fatto partendo da Gesù,
dai suoi incontri nel Vangelo. Più leggi questi racconti, più li ascolti e più ti convinci che Gesù Cristo esiste proprio per recuperarci, per venirci a prendere, per salvarci, a volte accarezzandoci, altre volte afferrandoci per i capelli. La vita dell'adultera, la vita di Zaccheo e di tanti altri sembrano vite piene di energia, di materialità, di piacere, di autonomia, che poi pian piano scivolano verso qualcosa di più oscuro, di più negativo, che non è tanto fuori di sé, ma è dentro di sé. È qui la fragilità. È questo lento e inesorabile scivolamento verso un malessere che può avere i più svariati motivi e che da soli non si riesce a frenare. Ecco il nostro essere fatti di creta, come direbbe San Paolo. Se mi sveglio al mattino e mi dico sono forte, sono d'acciaio, non sentirò il bisogno di niente e di nessuno. Poi nel corso della vita mi renderò conto che non sono per niente d'acciaio. Se invece svegliandomi ringrazierò il cielo e dirò sono fragile, sono un vaso di creta, allora aprirò la porta del cuore a quel Dio che mi chiede di accoglierlo, perché sarà Lui a rendermi forte e capace di affrontare ogni cosa, anche questo tempo del coronavirus. Gesù ci comprende in tutto perché anche Lui, che è Dio, è fragile. È la fragilità della mangiatoia di Betlemme, delle tentazioni nel deserto, della discesa del Giordano in mezzo ai peccatori, dei momenti in cui Gesù ha fame, ha sete, piange, sente l'angoscia. Infine è la fragilità estrema della morte in croce. Gesù era cosciente della sua umanità fragile e per questo è sempre vissuto in riferimento al Padre. E dal Padre ha ricevuto ogni potenza, persino quella dei miracoli, fino a quella della risurrezione. Gesù, l'uomo sempre unito al Padre. Guardando alla vita di Gesù, noi possiamo imparare ad amare la nostra fragilità, a non fuggirla. La fragilità non è un inciampo, è la verità di noi stessi. Dire che la fragilità non esiste significa dire che io non esisto. Non deve essere una scusa, né deve bloccarci, ma dobbiamo accoglierla con tenerezza e smettere di trattarci duramente o di nascondere i nostri difetti e le nostre debolezze. Il mistico orientale Isacco di Ninive, vescovo teologo, dice: beato l'uomo che ha la conoscenza della sua debolezza. Questa conoscenza sarà per lui fondamento di ogni cosa buona e bella. Pensate, si parte da qui. Il fondamento è qui. Per costruire qualcosa penseremo di dover iniziare dai nostri punti di forza, e invece no. È la coscienza del limite e di ciò che non sai e che non sai fare che ti fa crescere. La riascoltiamo insieme. Beato l'uomo che conosce la sua debolezza. Questa conoscenza sarà per lui fondamento di ogni cosa buona e bella. Abbiamo proprio bisogno di un Dio fragile che ci sappia capire, che si sieda vicino a noi e che sia capace di una carezza e di un abbraccio. Quando guardiamo a Gesù troviamo questo Dio fragile e a Lui possiamo affidare senza paura
i cocci rotti della nostra vita. Il 13 maggio del 1917, 103 anni fa, Maria appariva a Fatima a 3 pastorelli, Lucia, Jacinta e Francisco. I 3 bambini riferirono di aver visto una donna vestita di bianco con in mano un rosario. Apparve loro altre 5 volte fino al 13 ottobre. Anche stasera, durante la preghiera, abbiamo fissato lo sguardo su una donna vestita di bianco. Qui a Trevignano si chiama Madonna Bianca e ricorda un prodigio avvenuto nel 1855, quando i trevignanesi invocarono Maria perché finisse l'epidemia di peste e di colera. E così fu. Crediamo alla preghiera, viviamola senza stancarci, con impegno e con entusiasmo. Il guadagno di questa quarantena è stata proprio la preghiera. Tante persone hanno pregato, molto più di prima. Adesso non stanchiamoci. Se abbiamo imparato che la preghiera è uno dei movimenti più belli del cuore, preghiamo. Voglio salutare con affetto i residenti della casa di riposo Villa Pasinetti che ci stanno seguendo e che erano pronti ad accogliere questa preghiera dal parco della loro casa. Troveremo ancora modo di venire, non temete, cari fratelli e sorelle che siete lì in casa di riposo, torneremo a pregare insieme. Tra coloro che hanno guidato la preghiera stasera ci sono anche Edoardo, della classe della prima comunione, e Benedetta, della classe della cresima. Rappresentano i tanti ragazzi che in questa primavera dovevano ricevere i sacramenti. Cari ragazzi, li abbiamo solamente spostati leggermente in avanti. Il desiderio di incontrarvi con l'Eucaristia, con lo Spirito, renderà questi sacramenti ancora più belli, ancora più vissuti. Ed ora continuiamo ad affidarci a Maria, invocandola con le litanie. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Maria di Nazaret, prega per noi. Madre del Figlio dell'Altissimo, prega per noi. Madre per opera dello Spirito Santo, prega per noi. Madre del Messia Signore, prega per noi. Madre del discepolo prediletto, prega per noi. Vergine, sposa di Giuseppe, prega per noi. Benedetta fra le donne, prega per noi. Tu che accogliesti Cristo nella fede, prega per noi. Tu che hai detto sì all'angelo, prega per noi. Tu che hai generato il Figlio di Dio, prega per noi. Tu, esultante in Dio, tuo Salvatore, prega per noi. Tu, trafitta dalla spada del dolore, prega per noi. Tu che non comprendesti le parole del Figlio, prega per noi. Tu che conservavi tutto nel tuo cuore, prega per noi. Tu che sollecitasti il miracolo di Cana, prega per noi. Tu che stavi presso la croce, prega per noi. Beata per le grandi cose che Dio ha fatto, prega per noi.
beata per tutti i secoli. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. Ed ora insieme, per chi non ha il testo sotto mano lo vedrà in sovraimpressione, preghiamo con la preghiera a Maria che Papa Francesco ha scritto proprio in questo tempo. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo di Dio, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possano tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre dell'amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori, per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo. O Dio, che all'annuncio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua materna intercessione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo arrivati alla fine di questo secondo appuntamento del Rosario in diretta streaming per la nostra collaborazione pastorale di Trevignano. È il momento anche di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito appunto a questa preghiera, evidentemente le cooperatrici pastorali e i lettori, coloro che hanno guidato la preghiera e poi certamente coloro che hanno animato questa liturgia, Gabriele alla tastiera, Cristian alla chitarra, Anna alla voce. Poi ringraziamo ancora Paolo e Fortunato della Forma Communication per il loro lavoro. Vedete che viene fatto sempre molto bene, con molta cura, di ripresa e trasmissione in diretta di questo nostro momento di preghiera. Ci vediamo mercoledì prossimo, 20 maggio, saremo in diretta da Falzè, dalla casa natale di padre Bernardo Sartori, missionario comboniano, servo di Dio, e il 20 maggio è il giorno del suo compleanno, quindi sarà una felice occasione. E poi avremo ancora mercoledì 27 maggio a Musano, mentre mercoledì prossimo pregheremo per la Chiesa, mercoledì 27 maggio, l'ultimo appuntamento, pregheremo per il nostro grande e bel paese, l'Italia. Questa notte sentitevi come veramente in braccio a Maria. Questa statua, se l'avete così vista durante la preghiera,
e avete forse ammirato la semplicità, l'essenzialità assoluta, ma quelle due mani, ecco, che sono strette al petto, al cuore, sono di una dolcezza infinita. Sentiamoci in questa notte e sempre proprio così, tra le mani, tra le braccia di Maria, stretti a lei. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria di Fatima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti.